Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ore 13, puntata oggi dedicata alla sanità. Parleremo di malattie rare e parleremo con il nostro ospite che fra poco vi presenterò proprio di quali malattie sono considerate rare, perché soprattutto sono considerate rare. Lo faremo insieme al professore Carlo Agostini, direttore di medicina interna dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Malattie rare, intanto definiamo perché sono malattie rare. La definizione di malattia rara è una definizione che varia a seconda delle aree anche del mondo, cioè in Europa noi le consideriamo una malattia che colpisce una persona su 2000 viene considerata rara. È una lista sempre di malattie in continuo aggiornamento, l'ultimo aggiornamento è stato eseguito almeno in Italia nell'ottobre del 2017, dove sono state inserite tutta una serie di di malattie rare che in precedenza non erano state censite tra quelle che hanno diritto ad essere iscritte a un registro. Qui in Veneto abbiamo una realtà che funziona benissimo, c'è un registro malattie rare che ha sede a Padova, coordinato dalla professoressa Paola Facchin, che dà un supporto logistico, informatico, per cui ogni paziente che entra nella lista delle malattie rare viene inserito in questa lista e in questo programma dove si fanno dei piani terapeutici che permettono la terapia di questi pazienti, danno diritto a delle esenzioni a questi pazienti e poi anche permettono la raccolta di informazioni che poi possono essere anche utilizzate a fini epidemiologici, ai fini di ricerca e così via. Fra l'altro appunto a Treviso è nato un nuovo centro. Sì, da luglio dell'anno scorso io sono un professore dell'Università di Padova, mi sono trasferito qui a Treviso dove c'è, come sapete, il corso di medicina agli ultimi 3 anni e trasferendomi ho portato anche le mie competenze. Lì a Padova gestivo appunto le malattie rare immunologiche e con il mio trasferimento la mia equipe si è qui trasferita da Padova a Treviso, dove appunto abbiamo portato tutti i nostri pazienti con malattia rara immunologica. E oltre a questo abbiamo anche pazienti con malattie rare respiratorie, con malattie rare reumatologiche che fanno afferenza al nostro centro di Treviso. Ecco, quali sono le malattie rare che maggiormente vedete voi, anche perché in questo centro poi di Treviso vengono da tutta Italia? Sì, è vero. Diciamo che intanto devo dire che io sono un medico dell'adulto, quindi non abbiamo tra i nostri pazienti pediatrici che invece hanno altre afferenze nella regione Veneto, e come medico dell'adulto tra le malattie immunologiche potrei forse grandi linee suddividerle in 2 grandi gruppi. Ci sono malattie in cui il sistema immunitario funziona troppo e malattie in cui invece il sistema immunitario non funziona, in entrambi i casi sono rare. E tra ad esempio come malattie tra quelle che funzionano troppo, ad esempio la sarcoidosi, che è una malattia di cui poi magari parleremo in dettaglio, oppure per fare un esempio subito per i telespettatori di una malattia che è caratterizzata da un difetto del sistema immunitario, si chiamano immunodeficienze e anche queste possono comparire nell'adulto. Io la fermo solo un attimo perché abbiamo già una telefonata. Buongiorno. 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 Allora, io sono una malata con la sensibilità chimica multipla, fibromialgia, sono stata anche ricoverata a Padova per conto della dottoressa Facchin, che dopo è sparita dalla circolazione, non mi ha più dato una risposta, di cui adesso hanno aperto un centro col dottor Cantan Mauro, che come medico non posso dire niente, ma sono stata delusa dal sistema sanitario. Il dottore è stato meraviglioso. Lei è stata delusa? Io so che faccio una battaglia con queste malattie, di cui adesso non riesco neanche più quasi a camminare perché ho i dolori ai muscoli delle gambe. Il mio medico
Posso dirle che lei ha trovato un ottimo professionista, conosco Mauro Cancian da molti anni, è proprio la persona giusta, io le invito a continuare a seguirlo e sicuramente troverete dottore, una soluzione al problema. Professore, sì. ti dico una cosa, anche se io dovessi, difatti io dottor Cancian non sono più tornata e non andrò più, ma non perché per la professionalità del dottore o del reparto e tutto, perché io stimo l'Università di Padova, l'ho sempre stimata perché ho avuto delle belle esperienze, però con la sensibilità chimica, guardi, io ho parlato anche con il mio direttore generale e sono ancora che aspetto una risposta per fare una cura. Io non voglio più, se mi vengono incontro bene, se no mi curo con quello, perché io ero in cura dal professor Genovesi che purtroppo è morto a Roma. Sì, lo so, è morto di infarto. Io non auguro a nessuno fare tutto quel passaggio. Guardi, io dalla dottoressa Facchin sono stata umiliata, gliel'ho detto anche al dottor Cancian, io non dico come non so, guardi dottore, professore, non auguro a nessuno, perché l'accessibilità chimica è una cosa è una cosa non ci sono parole. Io ho un ottimo anche medico di base, però se qualcuno... Signora, noi intanto la ringraziamo, magari facciamo rispondere al professore, insomma a volte non è facile parlare con persone diciamo che hanno questo tipo di malattia. La signora sa benissimo che la sindrome della multisensibilità chimica non è stata inserita nel registro delle malattie rare, quindi la professoressa Facchin non ha colpa di questo se a livello legislativo la malattia non è stata inserita, e in tutti i casi è un qualcosa di eterogeneo che va inquadrato in un ambito ben specifico. Io penso che appunto il dottor Cancian abbia tutte le competenze per poter inquadrare la signora. Certo, se si va una volta sola non si riesce a inquadrare una problematica che può essere complessa e che va messa nei limiti, nei confini, poi per poter trovare quella che è una soluzione. Mi aggancio alla signora, a volte non è facile per voi parlare con queste persone perché purtroppo non sempre ci sono delle terapie, mi pareva che... Allora, distinguiamo. Purtroppo nel pediatrico, quando il difetto è legato magari a un'alterazione di un singolo gene e colpisce pochi pazienti, una famiglia o più famiglie che hanno la stessa problematica, in effetti è vero, sono malattie che proprio per questo, perché sono limitate anche nel numero dei casi, l'esperienza clinica è limitata, è difficilissimo trovare una cura in queste situazioni, malattie che per appunto si dicono orfane in questo caso, perché non si ha una terapia. Però malattie come l'immunodeficienze o come la sarcoidosi, come abbiamo citato prima, o la sclerodermia, malattie insomma, che vengono seguite nel nostro centro, sono tutte situazioni in cui c'è una possibilità terapeutica, però qui allora voglio intervenire in un altro modo. Purtroppo molto spesso in questi casi ci troviamo di fronte a un ritardo diagnostico che è importante, soprattutto in alcune situazioni come le immunodeficienze. Se noi diciamo immunodeficienza, molto spesso non soltanto gli spettatori ma anche alcuni medici possono pensare a qualcosa di pediatrico, non è vero, possono colpire ad esempio anche gli adulti, e noi abbiamo fatto un survey europeo tra i colleghi che seguono queste malattie e mediamente siamo riusciti a dimostrare, mettendo insieme migliaia di casi, che la diagnosi è stata posta in 12 anni, ad esempio nella forma più comune di immunodeficienza che colpisce l'adulto, che si chiama immunodeficienza comune variabile. È non accettabile che una malattia che può essere diagnosticata spendendo 5 euro, facendo un profilo proteico, molto spesso venga misconosciuta e non diagnosticata, perché quando c'è poi porta danni irreversibili, ad esempio al polmone e così via. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io buongiorno. sono Laura. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, io sono Laura, telefono da Mestre in provincia di Venezia, ho 63 anni, mi è stata diagnosticata l'arterite di orto. Io sono già in cura qui a Mestre col dottor Avossa, bravissimo, però in pratica io sono recidiva, è una malattia cronica
e purtroppo adesso non uso più cortisone, ho tolto anche il Reumaflex, sono con il calcio, il Fosavance, però in pratica io sono piena di dolori dappertutto, perché diciamo che il cortisone mi ha accentuato, cioè mi ha tolto la cartilagine e ho un'artrosi che è pazzesca e soffro di dolori articolari avendo già anche la fibromialgia perché sono multifattoriale, ho altre problematiche. Io volevo sapere se c'erano delle novità a riguardo di questa malattia che dovrebbe essere ereditata in asse femminile, invece l'ho ereditata da papà, perché sì, alla stessa età mia, anzi prima, questa mi è stata diagnosticata dall'ospedale all'Angelo nel 2014. E in pratica sono rimasti sconcertati i medici che me l'hanno diagnosticata, perché mi hanno detto che di solito è in asse femminile. Sì, e anche, diciamo, intanto spieghiamo un attimo che cos'è questa arterite di Orton. Come dice il nome, arterite vuol dire infiammazione di un vaso, di un'arteria, che nel caso dell'Orton è, non so se la signora sia questo, sono le arterie intracraniche di cui la temporale, qui proprio nelle tempie, è quella che più spesso è colpita. Di solito i primi sintomi sono una cefalea importantissima, non spiegata in una persona che magari mai aveva avuto cefalea nella vita sua, e poi possono esserci anche sintomi legati alla mancata arrivo di sangue in alcune aree del cranio, ad esempio perdita di capacità del visus, perdita dell'udito, difficoltà a masticare, cose del genere. A volte la malattia prende anche vasi più grandi come la succlavia, come potrebbero essere l'aorta. Faccio un esempio: una signora stira, a un certo punto gli casca il ferro da stiro più volte perché perde la forza sulle mani. Questa ad esempio è una classica vasculite, appunto infiammazione dei vasi. Potrebbe colpire l'arteria addominale, cioè tutte le arterie possono essere colpite, anche diciamo se nel caso dell'Orton è una malattia che colpisce di più la parte intracranica. Tutte le vasculiti si giovano di una terapia, sono malattie rare, ha ragione la signora, che si giovano di una terapia di tipo immunosoppressivo, quindi farmaci che vanno a bloccare il sistema immunitario, e che abbiamo a disposizione veramente molti, che variano, appunto come ha fatto la signora, dal metotrexate al cortisone che ha fatto la signora, anche farmaci biologici che vanno, cioè farmaci che vanno a bloccare la funzione delle cellule immunocompetenti, e a seconda della gravità della malattia si possono utilizzare questi farmaci che vengono dati o per via endovenosa nel caso dei farmaci biologici, o anche per bocca come nel caso dello steroide, o per via anche intramuscolare nel caso del metotrexate ad esempio. E diceva la signora, ci sono novità in merito a allora, questa... La signora ha avuto un'arterite di Orton, e quello che sta lamentando adesso purtroppo sono gli esiti dell'arterite di Orton. Cioè lei ha, se ho capito bene, adesso dovrei vedere ovviamente il caso clinico, la fase infiammatoria si è spenta grazie alla terapia correttamente eseguita dai colleghi di Mestre, una terapia appunto immunosoppressiva. Una volta che noi spegniamo l'infiammazione in queste malattie, c'è una fase di riparazione. Allora, cosa vuol dire? Che si tende a formare la fibrosi, e se è nelle articolazioni l'artrosi, e quindi la difficoltà alla movimentazione delle articolazioni stesse. A questo purtroppo la fase, diciamo, riparativa non c'è una soluzione, se non una fisioterapia, diciamo, continuata, che permette di riabilitare, magari potenziando muscoli collaterali, e non so se la signora l'abbia fatto o meno in queste situazioni. La ringrazio, ci fermiamo solo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con Ore 13, vedo già una chiamata, quindi parliamo di malattie rare, prendiamo la chiamata. Prendiamo la chiamata, sì. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie della possibilità di parlare col professore. Per cortesia una domanda, appunto. Volevo sapere se questo nuovo centro a Treviso in qualche modo si occupa anche della sindrome da fatica cronica, encefalomielite mialgica. È una cosa importante. Io ho mia figlia in età pediatrica, e quindi il professore ha già detto che non si occupa di ragazzi, però sarebbe comunque per me una notizia importante, perché la pediatria a un certo punto finisce mentre la malattia no.
Vi ringrazio. La ringrazio io. Grazie alla domanda. Anche nel caso della sindrome della fatica cronica lei sa che non è stata inserita nel registro delle malattie rare. Noi storicamente non ci occupiamo della sindrome della fatica cronica, dove a Aviano invece, non so se sia ancora attivo, c'è proprio un centro che si occupa da decenni ormai di questo tipo di problematica. Onestamente non so dirle se per la pediatria abbia lo stesso, si abbia accesso a Aviano, però sicuramente il centro di Aviano è quello di riferimento. Ecco, anche questa è una malattia, diceva, che non è stata inserita. Non è stata inserita perché probabilmente anche questa è una malattia di tipo eterogeneo che non riconosce un meccanismo identificato che dà la malattia, e questo ne impedisce, diciamo, il censimento e l'accreditamento di queste problematiche. Invece parliamo proprio delle malattie, delle patologie che maggiormente vedete proprio nel centro, ne stavamo parlando prima. Se stavamo parlando di quelle che hanno un eccesso di attività del sistema immunitario, la signora che ha telefonato prima ne ha fatto un esempio, l'arterite di Orton è una di queste, quindi tutte le vasculiti sono moltissime, adesso è inutile fare una lista di tutte le malattie, le vasculiti ad esempio. Un'altra grande fetta, noi da sempre ci occupiamo di una malattia in cui si formano dei granulomi. Cosa sono dei granulomi? Sono delle strutture a cipolla, praticamente, scusate, in cui c'è praticamente un qualcosa che viene inglobato nel granuloma. Queste persone hanno granulomi che si vengono a formare in tutte le aree dell'organismo, una malattia multisistemica, soprattutto nel polmone, ma possono formarsi ad esempio nel sistema oculare, quindi può avere problemi come la cecità, la pelle con le lesioni cutanee più o meno importanti che si vengono a formare in questi pazienti, i reni molto spesso sono coinvolti. È una malattia anche questa che va sospettata, diagnosticata con una dimostrazione della presenza del granuloma nell'organo che è coinvolto. Ho detto che è multisistemica, quindi tutti gli organi potrebbero essere teoricamente coinvolti. Quando si dimostra la presenza del granuloma sarcoideo si può andare a bloccare il sistema immunitario, portando in molti casi alla risoluzione del problema. Questa è una malattia che noi vediamo da tutta Italia, perché siamo un centro di riferimento su questo tipo di problematiche. Poi abbiamo le malattie reumatologiche. La fermo solo prima delle reumatologiche, la fermo perché c'è un'altra chiamata. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono la signora Patrizia, chiamo da Treviso. Io ho la sindrome di Sjögren e la fibromialgia, e niente, volevo sapere se c'è qualcosa di nuovo per queste malattie, perché mi sembra che non è stata iscritta sulle malattie rare. No, non è stata iscritta, sì. La sindrome di Sjögren o sindrome sicca è una malattia caratterizzata dalla secchezza delle ghiandole esocrine, quindi i pazienti che hanno la Sjögren hanno una secchezza ad esempio delle ghiandole lacrimali, delle ghiandole salivari, una secchezza ad esempio a carico del tratto respiratorio o ad esempio del tratto genitale, quindi la secchezza avviene quando la ghiandola è stata distrutta dal sistema immunitario. Sembrerà paradossale al pubblico, ma ci sono delle malattie che quando le scopriamo non c'è più niente da fare. Le faccio un esempio, non è rara, ma la tiroidite di Hashimoto. Moltissime persone prendono farmaci sostitutivi per la tiroide. Sono malattie immunologiche in cui c'è un'aggressione da parte degli anticorpi nei confronti della tiroide, ma quando ce ne accorgiamo la tiroide è già distrutta, e quindi essendo distrutta l'unica cosa è dare qualcosa che sostituisce quello che la tiroide non produce più, i farmaci appunto che si basano sugli ormoni tiroidei. Ecco, il Sjögren è un pochino una cosa del genere. Quando ci si accorge di avere una sindrome sicca, ormai le ghiandole lacrimali, salivari sono molto spesso già completamente compromesse, quindi una terapia di tipo immunosoppressivo non ha senso, perché già quello che è il bersaglio è già stato distrutto, e si fanno quindi delle terapie sostitutive, lacrime artificiali, ci sono dei liquidi, dei gel che si possono usare per quanto riguarda la secchezza buccale, e si possono avere delle strategie per quanto riguarda la compromissione del tratto respiratorio. Se la malattia coinvolge, come può succedere, ma in rari casi per fortuna nel Sjögren, anche organi interni, allora siamo giustificati a fare una terapia immunosoppressiva. Un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei.
Volevo fare una domanda al professor Agostini. Sì. Ho sentito all'inizio del programma che la malattia rara di Padova si è trasferita a Treviso. Io soffro di sarcoidosi polmonare da circa 1 anno e mezzo fa. Mi scusi, può ripetere perché non abbiamo sentito? Io soffro da sarcoidosi polmonare da 1 anno e mezzo fa, che mi è stata diagnosticata. Per 1 anno ho usato cortisone e adesso me l'hanno fermato. Volevo chiedere al professore come dovrei fare in futuro, visto che mi seguono in pneumologia di Padova, visto che loro sono trasferiti a Treviso, volevo sapere se posso trasferirmi a Treviso, come dovrei comportarmi in questo caso. Assolutamente sì, basta che lei attraverso il nostro centro di prenotazione si prenoti una malattia rara presso il centro di malattie immunologiche. Noi abbiamo circa 3.000 pazienti con sarcoidosi di tutta Italia che seguiamo e lei è ben accolto. La invito anche a associarsi all'associazione pazienti con sarcoidosi. Perché dico questo? Ma dico sempre a tutti i pazienti che hanno malattia rara. Purtroppo il fatto di avere una malattia rara vuol dire sentirsi solo, vuol dire sentirsi molto spesso rifiutato dal sistema sanitario nazionale, ma questo succede in tutto il mondo. E questo come si può combattere? Intanto confrontandosi con altri pazienti che hanno lo stesso tipo di malattia. Esiste ad esempio nel caso della sarcoidosi una attivissima associazione pazienti che si chiama Amici contro la sarcoidosi, che ha sede a Bologna, e che è stata l'associazione che ha permesso che la sarcoidosi sia una malattia esente. Non so se a Padova hanno fatto esenzione di malattia rara, se no gliela facciamo noi, non c'è problema. Lei ha diritto di essere iscritto nel registro malattie rare e come tale i piani terapeutici in questo ambito che vengono fatti hanno diritto a una completa esenzione. Per quanto riguarda la sua problematica, la sarcoidosi polmonare è la più frequente, insomma, e le do queste notizie. 60% di questi pazienti con malattia soltanto polmonare possono passare anche senza nessuna terapia, anzi noi molto spesso non trattiamo col cortisone inizialmente, perché il cortisone tende a cronicizzare un po' la malattia se non ci sono delle indicazioni ben precise. Quindi ci limitiamo ad osservarle in molte situazioni. Quando praticamente queste forme, chiamiamole sarcoidosi acuta, si chiama sindrome di Löfgren, un nome difficile, comunque il 60% passano immediatamente, altri invece cronicizzano. Quelle vanno sicuramente curate e vedremo nel suo caso se è un caso da curare e con che cosa curarlo. La ringrazio, noi abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho un figlio di oltre 40 anni, scusi l'emozione, che è affetto da gangliosidosi. Volevo chiedere al professore se possono loro prendersi in cura anche questo tipo di malattie. Metaboliche. Sono malattie orfane ovviamente. Sì, lei lo sa anche, penso che suo figlio è stato seguito in passato dal professor Burlina a Padova con questo tipo di problemi, dove c'è un centro malattie rare. Se è nato con questa anomalia, sicuramente che ha preso in carico questo tipo di problematiche. Noi non abbiamo, noi occupandoci di malattie del sistema immunitario, purtroppo guardi sono migliaia le malattie rare, non possiamo occuparci di tutto, e quindi lei se fa una telefonata al centro malattie rare di Padova le indirizzano numero di telefono, centro prenotazioni e così via, dove può essere seguito tranquillamente suo figlio. Parlava la signora di malattie appunto orfane. Sì, allora la malattia orfana vuol dire una malattia in cui l'industria farmaceutica non investe nello sviluppo di farmaci. Allora la malattia rara può essere orfana, ma può non essere anche orfana. Ci sono malattie che erano orfane, faccio l'esempio, la fibrosi polmonare idiopatica. Io mi sono occupato sempre, da sempre di questa malattia, ho partecipato a moltissime sperimentazioni su farmaci, è stata orfana per decine di anni perché non si trovava una cura. Non appena è stata trovata poi la cura non è più orfana, perché adesso hanno investito pesantemente l'industria farmaceutica su questo. Però ci sono anche malattie non rare che possono essere orfane, malattie in cui non
purtroppo bisogna dire così, non c'è la convenienza da parte dell'industria farmaceutica a investire per lo sviluppo di farmaci e quindi rimangono orfane. Quindi la malattia rara può essere orfana, ma può non essere orfana, e anche le malattie non rare possono essere a loro volta, nella maggioranza non sono orfane, ma possono essere orfane anche quelle. Io la ringrazio, ci fermiamo un attimo per un'altra piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente, ore 13, stiamo parlando di malattie rare e adesso parliamo... No, non parliamo perché c'è un'altra telefonata, dopo parleremo delle malattie dove il sistema immunitario non funziona. Va bene. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere un'informazione, chiamo dalla provincia di Treviso e mi chiamo Marica. Sì. Volevo chiedere cortesemente al professore se in questo centro trattano l'endometriosi, l'adenomiosi e la fibromialgia. La ringrazio, professore. Lei ha citato problematiche ginecologiche, signora, quindi non fanno parte del nostro bagaglio, anche se le consiglio di confrontarsi con la ginecologia di Treviso, che è un'eccellenza sicuramente. Ecco, quindi non sono considerate queste, non sono malattie. Considerate all'interno del nostro centro, non abbiamo competenze ginecologiche. Sono con malattie... L'endometriosi è una malattia sì, in cui praticamente si hanno formazioni di tessuto mucoso, ghiandolare, ectopico in alcune zone che potrebbe essere ad esempio il polmone, potrebbe essere in alcune situazioni anche pericoloso, e che riconoscono un andamento che è influenzato dagli ormoni femminili, quindi una patologia classica della donna e che va studiata ormonalmente da un ginecologo, diciamo. Adesso parliamo invece delle malattie dove il sistema immunitario non funziona. Esatto. Questa è una grande seconda famiglia di malattie che viene osservata nel nostro centro. Il sistema immunitario è il sistema del corpo umano che permette di difendersi contro le infezioni. Ovviamente i pazienti che hanno un sistema immunitario che non funziona sono pazienti che sono sensibilissimi alle infezioni. Quasi sempre ci arrivano pazienti in cui c'è una storia lunghissima di otiti, di sinusiti, di broncopolmoniti, di diarrea che dura molto tempo e che non è stata associata a un difetto del sistema immunitario. Queste possono nascere, queste malattie, sia nel bambino, quindi il bambino nasce con questo problema e sono appunto di ambito pediatrico, ma anche dopo i 20 anni la forma più comune si chiama immunodeficienza comune variabile, ha un nome difficile, ma non è altro che una malattia che è associata alla mancanza di anticorpi. Non avendo anticorpi la persona è suscettibile alle infezioni. Le infezioni ricorrenti, se colpiscono organi come il polmone, lo danneggiano, quindi se non riconosciute si creano dei danni nel polmone, delle bronchite cronico-ostruttive, la cosiddetta BPCO molto precoce in questi pazienti, cose evitabili perché quando manca ad esempio gli anticorpi noi possiamo darli in questi pazienti, ci sono delle preparazioni che sono sia per via endovenosa ma non le utilizziamo più per via sottocutanea, cioè noi insegniamo ai pazienti a usare dei sistemi con delle pompe dove si autosomministrano a casa le immunoglobuline, riportando i livelli di immunità normali in una persona invece che aveva un difetto immunologico, e questo li preserva da qualsiasi infezione fino a che continuano a farle, insomma. Quindi è risolvibile anche questo se si inquadrano, si diagnosticano e poi se si trattano in maniera corretta. Ecco, lei si diceva prima che purtroppo non sempre i sintomi vengono riconosciuti e questo è un problema grave. È un problema grave perché è un problema anche del sistema sanitario nazionale, diciamo, perché se noi non riconosciamo ad esempio nel caso di un paziente che ha un difetto anticorpale la presenza dello stesso, questo sviluppa dei danni. Guardi, tutti gli anni mi capita di vedere persone che mi arrivano ossigeno dipendenti, che hanno avuto dei danni importantissimi nel polmone
e non è mai stato messo in luce il fatto che questo è stato dovuto a una mancanza, ad esempio, di anticorpi o di un enzima che si chiama alfa-1 antitripsina e che serve a preservare l'epitelio, cioè le cellule del polmone, dai danni delle infezioni. E quindi in pratica questi sviluppano delle bronchiectasie, cioè praticamente delle dilatazioni del tratto respiratorio che impediscono il respiro, quindi diventano dispnoici, hanno bisogno di ossigeno. Se fossero identificati come con uno di questi due difetti che ho appena citato, potrebbero essere trattati evitando la progressione della malattia e quindi le spese, perché quando una persona deve prendere l'ossigeno, la terapia con ossigeno è una terapia estremamente anche costosa per il sistema sanitario nazionale, quindi si fa della prevenzione in questo modo. La fermo con un attimo, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie. Spero mi possa dare delle informazioni, dottore o professore. Volentieri, signora, se posso. La ringrazio. Allora, io nasco con un mielomeningocele sacrale occulto, con spina bifida, poi mi viene riscontrato nel tempo, adesso a distanza di anni mi viene riscontrato il midollo ancorato, vengo operata di mielomeningocele sacrale, vengo operata nell'87 e dopodiché vado avanti un bel po' di anni, adesso ho una certa età, vado avanti un bel po' di anni e poi nel tempo mi viene riscontrato un neurinoma intramidollare al cono midollare. Vengo rioperata, mi viene fatta una diagnosi in un primo tempo di arachnoidite adesiva e poi vengo trattata, diciamo operata di questo coso qua, al risveglio non cammino, comunque ci lavoro molto, riesco a camminare, rifaccio i controlli, oltre all'arachnoidite adesiva mi viene riscontrata adesso un'ultima risonanza fatta a Monselice in posizione prona, e mi viene riscontrata, non so se dico giusta la parola, una diastoematomielia. Volevo sapere, io ho cercato notizie di queste patologie e a dire la verità le ho trovate sia l'arachnoidite che questa diastoematomielia, le ho trovate su Orphanet e poi non mi ricordo se la Gard o la Nord, l'America mi ha risposto e mi ha dato notizie e non riesco ad avere notizie su questo. Ora, allora, la ringrazio, signor. Allora signora, adesso le dico, mi scusi se le faccio una domanda, lei è dell'area del Padovano? No, sono dell'area di Treviso. Ah, di Treviso, no. Treviso. No, perché ho sentito che è andata a fare la risonanza a Monselice, a Schiavonia, quindi ritenevo che fosse di quell'area. Niente, no, allora... sono stata, la prima diagnosi mi è stata fatta nel 79 a Padova, del mielomeningocele, quando c'era il vecchio ospedale dell'INAIL, ora Sant'Antonio a Padova, in via Facciolati, mi viene fatta là. Dopodiché vengo operata alla neurochirurgia di Treviso da professor Cartelli nell'87 e poi andiamo avanti. La interrompo un attimo così le faccio rispondere. Allora io penso, lei lo immagina, non occorre che glielo dica io, queste sono tutte problematiche legate, appunto, su Orphanet ha già fatto la sua ricerca, giustissimo. Orphanet che cos'è? È il sito delle malattie rare dove, purtroppo è in lingua inglese, ma dove citando la malattia che una persona ha si trovano anche delle informazioni, inclusi anche i centri di riferimento per quel tipo di patologia nelle varie nazioni, inclusa ovviamente anche l'Italia. Noi abbiamo almeno 2 centri di riferimento, l'uno qui a Treviso, della neurologia di Treviso, e anche, come ha detto la signora forse, anche a Padova, è vero, era il vecchio Sant'Antonio, ora il centro di malattie rare neurologiche invece è sito nel Policlinico appunto di Padova. Sono 2 centri dove io penso che lei debba assolutamente far riferimento. Bene, stavamo parlando prima adesso ma speriamo anzi della ricerca, perché non abbiamo ancora toccato la ricerca in questo campo, in questo settore. La ricerca anche, chi ha la malattia rara si chiede, la cura chiede giustamente. Allora non sempre è possibile
trovare una risposta alle esigenze giustissime dei pazienti, perché intanto ci sono delle considerazioni da fare. Molto spesso noi ricercatori cerchiamo di identificare quello che è il problema legato a una malattia rara. Molto spesso si trovano. Ad esempio, le faccio un esempio, l'infangioleiomyomatosi. Noi sapevamo da 20 anni che il sirolimus con degli esperimenti in vitro era in grado di bloccare la proliferazione di queste cellule, praticamente formano delle proliferazioni che poi vanno al trapianto di polmone, molte di queste donne che hanno questi problemi. Noi sapevamo che quel farmaco funzionava in vitro, ma da lì a passare poi l'applicazione sono passati 20 anni. Nel 2015 abbiamo cominciato a usare lo stesso farmaco. Quindi c'è una, gli anglosassoni dicono Death Valley, la valle della morte, cioè il passaggio tra la ricerca e il trial clinico dove si può dare poi ai pazienti, purtroppo molto spesso è lungo. Un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, chiamo a Cappella Maggiore. Mi scusi cosa? Mi scusi la voce, tu che io vorrei chiedere, è un argomento veramente che mi interessa proprio al 100%. Anch'io soffro della BPCA e adoperando il seretide, mamma mia che così, guardi... mi sento sempre peggio. Mi scusi signora, di che cosa soffre perché non abbiamo sentito? Adopero seretide. Ma no, le avevamo chiesto signora, perché la sua voce era un po' disturbata, di che malattia soffre? BPCO. Ah, ma quella non è una malattia rara la BPCO purtroppo signora, è una malattia molto... no? No, è una malattia frequentissima. Lei fumava? Dietro sì. Vede, è una malattia che molto spesso, noi abbiamo fatto un esempio che la BPCO può essere legata a un deficit immunologico, l'ho appena fatto, è vero, lei ha ascoltato molto bene, però è l'eccezione, la malattia rara che se non si capisce, ad esempio una persona giovane viene una BPCO e magari non fuma, e lì dobbiamo chiedersi perché questo avviene. Se una persona invece ha delle esposizioni lavorative, perché alcuni lavori predispongono alla BPCO, oppure alcuni habitus come il fumo, allora abbiamo già una spiegazione. Bene, quindi a volte però è anche difficile quindi capire, insomma, sì, per la gente facendo anche molto spesso, come abbiamo cercato di fare con la signora, certo, una storia delle abitudini certo, di una persona, si riesce a capire se andare da una parte o dall'altra, insomma. Chiaramente se mi arriva una persona giovane, 40 certo, anni, mai fumato in vita mia, ha una BPCO, dico, e perché hai la BPCO? Me lo devo certo chiedere e allora vado a ricercare quali sono le cause. Dopo torneremo a parlare un attimo della ricerca, stavamo iniziando a parlare di questo, ci fermiamo ancora un attimo, l'ultima piccola pausa pubblicitaria. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con Ore 13, stiamo parlando col professor Agostini della ricerca proprio. Sì, avevamo citato le problematiche legate alla ricerca, che è appunto un esempio di tempo che intercorre fra la scoperta del cosa causa la malattia e il farmaco. C'è anche un'altra cosa che spiega però i tempi molto lunghi. Se ci troviamo di fronte a malattie rare non è possibile fare degli studi che si chiamano trials su molti pazienti. Se lei deve sperimentare sull'ipertensione, la pressione alta, un farmaco, lei ha a disposizione moltissimi pazienti dove fare la sperimentazione. Questo nell'ambito delle malattie rare è estremamente difficile, a volte addirittura è impossibile, ad esempio le famiglie che hanno un singolo gene non è possibile, ed è per quello che la ricerca si deve fermare a volte su certe malattie rare. Quindi i tempi hanno anche una spiegazione, diciamo, tra la latenza tra la scoperta della molecola e la reale applicazione. A volte ci possono essere, è vero, degli interessi economici, ma diciamo che c'è anche una reale difficoltà ad ottenere dei dati che possono essere definitivi, perché senza un dato definitivo nessuna agenzia del farmaco accetterà un determinato farmaco. In questo caso si può fare qualcosa? Dipende, se il difetto ad esempio su un'unica famiglia dove non abbiamo un gene difettivo, ad esempio metabolico, che dà un problema, no, perché
se non abbiamo la possibilità di intervenire, la malattia non viene se non supportata da chi si occupa di queste malattie rare. Se invece c'è la possibilità di avere una molecola che potrebbe funzionare in quella malattia, il nostro programma malattie rare prevede di fare delle richieste certo, motivate, si passa da un comitato etico e si dice: per queste altre cose io ritengo che questa molecola che è disponibile, certo, che funziona in altre malattie, potrebbe funzionare anche in questa malattia rara. Se il comitato etico interpellato dà una risposta positiva, noi possiamo dare in quella malattia rara anche un farmaco che non è ancora sperimentato, ovviamente con un consenso, certo, informato da parte del paziente. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Senta, io volevo chiedere al professor Agostini per quanto riguarda la corea di Huntington, ci sono delle possibilità non di cure, perché purtroppo la cura risolutiva ancora non esiste, ma di buone cure palliative, di aiuto e soprattutto un centro di riferimento per questi pazienti e per i loro familiari. Di dov'è, signora, lei? Della provincia di Treviso. Ecco, in provincia di Treviso il paziente o la paziente è in età pediatrica o dell'adulto? Adulto. Adulto. Beh, allora ancora una volta la neurologia di Treviso è centro malattie rare per le malattie neurologiche. La corea sono dei movimenti involontari che il paziente purtroppo ha per varie situazioni e che si giovano comunque di riabilitazioni, e quindi abbiamo un ottimo centro riabilitativo a Motta di Livenza, non lontano a Treviso, e quindi le consiglio di avere un colloquio franco con la neurologia di Treviso, che identificherà un percorso, come dice lei, palliativo purtroppo per la malattia stessa. Questa è considerata una malattia rara neurologica. Una rara neurologica. Quindi purtroppo ancora le persone magari non sanno a chi riferirsi. Sì, ma come ho consigliato prima, esiste a Padova un centro malattie rare che di coordinamento, abbiamo citato la Paola Facchin che è la responsabile di questo centro, hanno un centralino e che serve anche per smistare le persone nei vari centri di riferimento. Lì telefonano da tutta Italia, perché appunto noi vediamo pazienti in tutta Italia, chiedono una persona che sia esperta della malattia A, B o C e loro non fanno altro che indicare, sulla base anche dell'esperienza che hanno loro, del numero di pazienti seguiti, dove è meglio che quella persona possa andare. Purtroppo, professore, sento anche dalle chiamate che le persone insomma, a volte veramente si sentono un po' abbandonate, perché sono malattie effettivamente magari poco rare, poco conosciute, quindi magari non sanno nemmeno dove o a chi rivolgersi. Sempre si ricorda che prima ho citato quella indagine epidemiologica che abbiamo fatto. Allora, nella stessa indagine c'erano anche dei quesiti fatti ai pazienti con malattia rara immunologica, e dicevano che si sentivano appunto rifiutati in molti casi. Molti di questi pazienti, un 25% se ricordo bene, erano stati costretti a cambiare l'area, quindi dalla loro area di residenza erano andati in un'altra, alcuni addirittura nazione. Ad esempio in alcune nazioni non esistono centri di malattie rare, quindi può capitare di vedere pazienti che arrivano da altri stati, certo, dove non c'è il centro malattie rare. E in genere, diciamo, c'è stato sempre in questi pazienti un intollerabile ritardo diagnostico. Buongiorno, un'altra chiamata, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove chiama? Chiamo da Villorba. Ci dica pure. Buongiorno, chiamo da Villorba. Buongiorno signora. Maria. Sì. Buongiorno. Dunque, volevo fare una domanda al professore. Sì. Mi hanno diagnosticato un'algostrofia lanca. Algodistrofia lanca. L'ortopedico?
Sì, l'ortopedico, sì. E lei ovviamente le hanno fatto delle proposte terapeutiche per questo problema? Sì, mi ha fatto una proposta, faccio delle fiale di... No, nessuna proposta terapeutica, solo delle fiale. Sì, vabbè, appunto che una terapia gliel'hanno fatto. Ancora una volta, lei si è già data una risposta, signora. Questa è una problematica eminentemente ortopedica e gli ortopedici hanno, dalla terapia alla protesi, hanno enormi possibilità terapeutiche. La consiglio quindi di continuare ad andare dallo specialista ortopedico. Se non è soddisfatta della risposta avuta dal primo ortopedico, ci sono delle validissime ortopedie qui nella nostra azienda, nell'Aus 2, dove può tranquillamente rivolgersi. Vogliamo, professore, ricordare nel centro che segue lei, insomma, quali sono le malattie che seguite maggiormente, perché così forse le persone... Sì, purtroppo la lista sarebbe di almeno 300 malattie diverse, non possiamo quindi dire 300, non possiamo fare. Comunque le più frequenti, allora, diciamo, che noi vediamo sono le malattie caratterizzate da un difetto immunologico, quindi le immunodeficienze. Siamo forse il più grande centro italiano sulle immunodeficienze, insieme a Roma e Napoli siamo i tre centri, vedi, sono pochissimi centri, anche Firenze, ecco, che si occupano di questo tipo di problematica. Poi abbiamo, per quanto riguarda invece quelle malattie che sono caratterizzate dall'eccesso di risposta, abbiamo detto le malattie immunologiche che colpiscono il polmone, tipo la sarcoidosi, tipo la fibrosi polmonare, le malattie immunologiche che colpiscono i vasi, quindi le vasculiti, sono moltissime anche questo, ricordo il Wegener, la Churg-Strauss, che sono nomi dicono poco, la Orton, abbiamo fatto l'esempio, sono tutte forme in cui i vasi si infiammano e colpiscono vari organi, potrebbe essere il polmone, potrebbe essere il rene, dobbiamo parlare soltanto di questo per una trasmissione. Sono malattie ancora reumatologiche che vengono seguite ad esempio nel nuovo censimento, e lo sanno bene i pazienti con sclerodermia, nel nuovo censimento delle malattie rare. Inizialmente la sclerodermia era stata messa tra le malattie croniche, quindi aveva un tipo di esenzione. Dal 1° ottobre di quest'anno è stata inserita invece nelle malattie rare, quindi con il piano terapeutico obbligatorio, un tipo di esenzione che permette di avere accesso a questi pazienti anche delle facilitazioni sia in termini terapeutici, di esenzione e così via. Quindi invito anche ai pazienti che hanno una sclerodermia e che stanno ascoltando, che se non hanno ancora fatto il passaggio dalla certificazione della malattia cronica a una malattia rara, possono venire benissimo nel nostro centro, dove i miei collaboratori certificheranno il passaggio verso la malattia rara. Siamo quasi al termine, si può dare qualche consiglio alle persone per non arrivare magari tardi poi alla diagnosi? Allora, nel sospetto di una malattia rara, quindi se non si capisce bene qual è la problematica che può avere e quindi il medico dice potrebbe avere la determinata malattia rara, come ripeto, la cosa migliore è fare riferimento al centro regionale che funziona benissimo. Ricordo che la nostra coordinatrice, la Facchina, è la coordinatrice italiana di tutti i centri italiani in malattie rare e quindi abbiamo veramente un'organizzazione ottimale nella regione Veneto, che ci invidiano tutti, un'informatizzazione che permette di avere accesso. Io non appena do il farmaco A al paziente, l'informazione arriva direttamente al distretto di appartenenza, quindi già il distretto sa che io sto dando quel farmaco a quel paziente, che quindi non deve fare 200 km per venire da me per ad esempio ritirare il farmaco, ma che viene distribuito localmente, se è possibile, direttamente dal distretto d'appartenenza. Questa è una facilitazione importantissima per la vita, per la qualità della vita di questi pazienti, perché quello che dobbiamo migliorare in tutti i pazienti con malattia rara è proprio la qualità della vita. Siamo arrivati purtroppo al termine, ci sarebbe veramente tantissimo ancora da dire. Ma sono disponibile eventualmente a ripetere l'esperienza. Esatto, noi speriamo di averla qua ospite ancora, perché abbiamo visto, insomma, le chiamate sono tantissime.
e molti sono gli interrogativi dei nostri telespettatori. Io intanto la ringrazio per essere stata con noi, ringrazio anche i telespettatori per averci seguito, quindi grazie davvero a tutti e vi do appuntamento a ore 13 domani. Grazie e arrivederci. Arrivederci.